Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora apprendiamo che una delle ultime centrali del woke, dell'ideologia politicamente corretto, tintura arcobaleno, diciamo, rimaste in piedi, è la Corte di Cassazione, che oggi ha emesso questa sentenza con cui respinge il ricorso del Ministero dell'Interno, scusate, contro la decisione della Corte d'Appello di Roma che disapplicò il decreto ministeriale appunto del Viminale del gennaio 2019. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, con il quale erano stati eliminati i termini orwelliani genitore 1 e genitore 2 e ripristinati sulla carta d'identità, ripristinate quelle due parole, come dire, che connotano l'umanità e la sua evoluzione dalla notte dei tempi, padre e madre, a lungo due parolacce per l'ex ormai pensiero dominante woke, che l'iniziativa del ministro Salvini aveva banalmente ripristinato sulle carte d'identità. Ebbene, come si legge dalle agenzie, a detta della Cassazione, l'indicazione padre e madre sulla carta d'identità è discriminatoria perché non rappresenta le coppie dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all'adozione in casi particolari. In questo caso non si garantisce, diciamo, la rappresentazione di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari, dei corretti rapporti di filiazione. Capite che è un legalese politicamente corretto che sfocia nel linguisticamente corretto, che è appunto il ripristino di genitore 1, genitore 2. Però, visto che è una sentenza fatta in nome dei diritti delle coppie omogenitoriali che hanno adottato in casi particolari, quindi nei nomi dei diritti di una legittima, ovviamente e da tutelare, ma comunque minoranza, andrei al senso dell'aggettivo omogenitoriale descritto dalla Treccani, quindi non da, come dire, un prontuario fascioleghista, ma dall'enciclopedia Treccani, omogenitoriale, detto di famiglia in cui il ruolo di genitori è svolto da una coppia di persone appartenenti allo stesso sesso. Cioè, quindi se la Treccani e la realtà e la logica hanno ragione, le coppie omogenitoriali sono composte o da due padri o da due madri, non da due entità disincarnate, asessuate, scisse, diciamo, dalla biologia. Ergo, che se ne pensi della possibilità di adottare per le coppie omosessuali, i cui diritti vanno assolutamente difesi in quanto diritti individuali, questo qualunque liberale non può retrocedere da questa trincea. Può essere diverso il caso delle adozioni perché scomoda il diritto di un terzo che è tendenzialmente, anzi che è espressamente il più debole, cioè il bambino. Ma che se ne pensi di questo? Se fattualmente esistono dei bambini di coppie omogenitoriali, ci dice la Treccani, sono comunque di due persone definibili e definite padri, di due persone definibili e definite madri. Quindi dove sta la discriminazione? Bisognerebbe avere l'orgoglio, anzitutto dal punto di vista di chi sostiene i diritti di queste coppie, di rivendicare questa espressione. Invece no. Invece si è fatta una battaglia per rintanarsi nel linguisticamente corretto, infatti oggi le associazioni LGBT esultano per questo imprescindibile ritorno della civiltà che è la denominazione genitore 1, genitore 2, qualcuno pigia troppo sull'acceleratore, per esempio il segretario generale dell'Arcigay Gabriele Piazioni esulta per la netta bocciatura di Salvini e del ministro Piantedosi, lo diciamo da anni, perché Piantedosi allora era capo di gabinetto, lo diciamo da anni, Matteo Salvini, autore del decreto che impone l'indicazione obbligatoria di padre e madre, è un ministro omofobo e razzista.
inadeguato a ricoprire un ruolo istituzionale, quindi ci allegano anche la richiesta di dimissioni, già che ci sono, ma prendiamo atto che per l'Arcigay, appoggiandosi a questa sentenza politicamente corretta della Cassazione, pensare che esistano, abbiano senso e non siano da nascondere, omettere, edulcorare le parole padre e madre, è una posizione omofoba e razzista. Per fortuna sono rimasti in pochi. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato